Ci può raccontare le azioni, le attività, la mission dell'associazione? Certo, noi siamo nati nel 2018, dopo che è venuta a mancare mia sorella maggiore Anna, che era bibliotecaria alla biblioteca di Legnago e siamo partiti dall'amore che aveva per i bambini, per le letture rivolte ai più piccoli, per creare questa associazione che porta il suo nome. ehm, che ha come mission quella di difendere i diritti dei bambini, in particolare il diritto all'espressione e all'ascolto, che sono i diritti che non sempre, ecco, vengono ricordati, ma che noi riteniamo fondamentali. E quale espressione più bella se non il canto? Esatto, infatti ecco il Coro d'Oro è nato nel 2021 proprio in seguito al Covid, proprio per dare la possibilità ai bambini di potersi riunire, ritrovare e ritrovare anche la voglia di stare insieme e poter condividere delle esperienze al di là proprio della capacità del canto, ma era proprio un'opportunità che volevamo dare ai bambini per poter stare di nuovo assieme e ritrovare la gioia nello stare insieme, ecco. Consigliere Rigo, Coro d'Oro, piccolo coro Tab. Oggi Palazzo Ferrofini ha aperto le porte ai piccoli futuri cantanti. Beh, una gioia immensa oggi un onore e un'emozione ospitare il piccolo coro Tab in rappresentanza della Lombardia e il coro d'Oro di Legnago in rappresentanza del Veneto, che hanno presentato oggi qui un loro brano inedito, Milano Cortina, il sogno è qui, in omaggio, in onore dei Giochi olimpici e paraolimpici che si terranno a Milano Cortina 2026, e la canzone celebra lo sport, celebra i valori dello sport e della socialità, e celebra l'unione tra queste due regioni, tra il Veneto e la Lombardia, in questo grande evento che passerà alla storia per la nostra regione. Il legame con il mitico Antonianum di Bologna. Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna di rientrare tra i cori della galassia dell'Antoniano e ecco, c'è un forte legame tra tutti i cori e la galassia, e infatti proprio un mese fa siamo stati all'Arena di Verona proprio per il festival dei cori della galassia dell'Antoniano e ecco, siamo legati sicuramente a tutta la galassia.